L'operazione Mosaico ha fatto luce su due clan contrapposti, si attende una svolta anche sul caso della scomparsa di Jessica Lattuca. In Sicilia arrivano 2 milioni di tamponi rapidi, una nuova tipologia di test per scuole ed ospedali. Prevenzione alle morti dell'asfalto, campagna di sensibilizzazione della polizia. Falso boom di occupati in Sicilia, le casse integrazioni fanno emergere il lavoro nero. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ricostruita la faida a Favara-Liegi, la guerra tra due gruppi armati fine denti. Gli 8 arresti eseguiti ieri sono quasi tutti appartenenti al clan Bellavia, protagonista ed antagonista al clan capeggiato da Maurizio Di Stefano, e si attende anche una svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Jessica Lattuca, il servizio di Arturo Cantella. Nell'ambito dell'operazione Mosaico portata avanti ieri dalla Questura di Agrigento in collaborazione con la polizia belga e la Questura di Palermo, che ha visto l'arresto di esponenti di spicco del clan favarese riconducibili a Antonio Bellavia, a Calogero Bellavia, a Calogero Ferraro, a Nicotra Carmelo, a Gerlando Russotto, a Carmelo Vardaro e Vitello Vincenzo, ci potrebbero essere significativi risvolti pure sull'inchiesta relativa alla scomparsa di Jessica Lattuca, ma ci vorranno almeno 30 giorni per sapere qualcosa in più sulle tracce ematiche rinvenute all'interno dell'abitazione del padre di Jessica Lattuca, ragazza scomparsa il 12 agosto del 2018 a Favara. Il reparto investigazioni scientifiche di Messina ha effettuato nelle scorse settimane, su disposizione della Procura di Agrigento, ulteriori accertamenti su una palazzina nel centro storico di Favara in via Leopardi. L'abitazione del padre di Jessica, ma nel periodo in oggetto, è stata nella disponibilità del fratello maggiore della ragazza, Enzo. L'unico indagato è Filippo Russotto, l'ex compagno di Jessica Lattuca, e il giallo potrebbe non essere distante dallo scenario che ha visto consumarsi sull'asse Favara-Belgio una faida tra due fazioni. Un puzzle ricomposto dall'operazione Mosaico, che ha visto ieri eseguita all'alba dai poliziotti della mobile di Agrigento insieme ai colleghi della polizia belga. Si chiude così il cerchio su uno dei due gruppi di fuoco che dal 2015 ha lasciato dietro di sé una scia di sangue fatta di 5 omicidi, 2 tentati omicidi e altri 2 attentati mai denunciati all'autorità giudiziaria. Ad arricchire il già colmo quadro giudiziario ci sono anche le dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, il pentito di mafia Giuseppe 40 e il trafficante di droga Santiago. Parallelamente un'attività incessante di pedinamenti, intercettazioni, sequestri e monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, che hanno così potuto ricostruire 5 anni di guerra tra clan. Pronto? Come? Aspetta, Tony, che non è qui. Vabbè, ormai è un po' correttato, però va bene lo stesso, dove vuoi andare bene. Un momento mi sposti, perché ora poi ti spiego. A Camara segno qua, stai aspettando che si spostano, che c'è che è nato. Minchia, come minchia, ti stavo a spiegare qui te cose. Tu preparati per nascere, con quanto ti ha preso io? Vedete. Non ci avevo, perché la mattina comunque da me. Ecco, cosa ho Stamattina non ci avevo. buono. 8 gli arresti eseguiti, sono quasi tutti appartenenti al clan Bellavia, protagonista e antagonista al clan capeggiato da Maurizio Di Stefano. Gli indagati sono 18, fra i vari nominativi emergono quello del fratello di Jessica Lattuca Vincenzo, l'ex compagno di Jessica Russotto Filippo, di Jessica Lattuca. È possibile, non è da escludere, che Jessica abbia anche fatto da corriere tra Favara e il Belgio, quindi la droga potrebbe portare alla verità. Il sostituto procuratore della Repubblica, Paolo Vetro, ha notificato l'avviso di conclusione indagini nei confronti di 6 persone, tutte di Porto Empedocle, accusate di aver gettato rifiuti in contrada Caos. La vicenda è stata portata alla luce da un'inchiesta denominata Caos Calmo, eseguita dagli uomini della Capitaneria di Porto Empedocle. Adesso in 6 rischiano il rinvio a giudizio. Si tratta di Mario Mezzano, Giuseppe Daino, Margherita Freddoneve, Raffaele Iacono Quarantino, Alfonso Carbone. L'indagine si è sviluppata grazie all'installazione di alcune telecamere che per un mese hanno ininterrottamente ripreso persone, soprattutto imprenditori nel settore ittico, che andavano a scaricare rifiuti nella piazzetta.
Covid in Sicilia, la Regione ordina 2 milioni di tamponi rapidi per scuole ed ospedali. Siamo tra i primi ad avere questa tipologia di tamponi, ha detto l'assessore al ramo Ruggero Razza. Abbiamo innanzitutto pensato alle scuole. Un genitore dice non può aspettare 24 ore per avere una risposta su un tampone fatto al figlio. I dettagli nel servizio. La Sicilia ha ordinato 2 milioni di tamponi rapidi. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza in conferenza stampa a Palermo. Il test col tampone consente di evidenziare in pochi minuti i casi positivi e valutare le azioni territoriali di screening. La Sicilia si aspetta una crescita di contagi e quindi una maggiore necessità di cure. Senza un vaccino sarà fondamentale mantenere le buone prassi nei prossimi mesi. Il Presidente Musumeci nei giorni scorsi ci aveva disposto un maggiore impegno soprattutto per le attività di screening, pensando alle strutture ospedaliere e alle scuole. Per questo abbiamo reperito una fornitura di 2 milioni di nuovi tamponi rapidi, 1 milione saranno già in Sicilia giovedì e ci daranno la possibilità di ottenere un'azione di screening con una strumentazione che è testata dall'Istituto Superiore di Sanità e che in tutta Italia si è già provata nelle strutture aeroportuali. Questo accompagna una crescita del numero significativo dei test. In Sicilia sono oltre 410.000 i tamponi effettuati su un numero non per fortuna ampio di soggetti positivi, e questo ci vede tra le regioni più presenti in Italia nel rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e il numero dei positivi, ma sono stati anche oltre 170.000 gli screening sierologici fatti. Questa è la dimostrazione che il sistema sanitario ha imparato negli scorsi mesi come poter agire rapidamente e lo fa soprattutto nel territorio. Le strutture ospedaliere sono a disposizione di un numero significativamente più basso di casi che necessitano la ospedalizzazione e soprattutto quando abbiamo toccato il picco nei mesi scorsi siamo arrivati ad avere ricoverati in Sicilia 640 cittadini. Oggi siamo su numeri molto più bassi, ma il sistema sanitario è lo stesso e questo vuol dire che non abbiamo davvero alcuna ragione di temere che tutta la rete della nostra regione non sia nelle condizioni di rispondere a questa epidemia. Covid-19, 2 casi di positività a Favara e 1 a San Biagio Platani. A darne notizia sono stati il sindaco Anna Alba e la commissione straordinaria che regge il comune montano sciolto per mafia. In entrambi i casi sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario del caso per verificare se i soggetti poi risultati positivi siano entrati in contatto con altre persone, quando e in che modo. Scuola, riparte l'anno scolastico tra emozioni e paure. Guardate. Sicuramente è una bellissima sensazione, perché fare la didattica a distanza è stata un'esperienza diversa, però difficile, perché comunque è sempre bello stare a scuola con i propri compagni, con i propri insegnanti, sono delle emozioni diverse. Poi l'ultimo anno è molto più bello farlo fra i banchi di scuola. Certo, la situazione è diversa perché non avevamo mai vissuto questa situazione, noi siamo divisi perché siamo 22 in classe e oggi ci ritroviamo 11 da una parte e 11 da un'altra, però sicuramente è molto bello ritrovarci tutti insieme. Un pochettino comunque avevo voglia di ritornare a scuola, dopo un sacco di tempo che non rientravo, cioè non stavo più seduto tra i banchi, non vedevo i miei compagni, però dall'altro comunque anche un po' di timore, l'ultimo anno. È un po' traumatico perché è stato molto diverso l'anno, era organizzato un po' male, quindi non abbiamo saputo bene gli orari, l'organizzazione, l'inizio della scuola, è stato tutto molto strano e diverso ed è stato un po' difficile tornare a scuola dopo tutti i mesi di pausa e ritrovare questo caos. Intanto una grande emozione. A tutti è sembrato di ritornare ai primi giorni di scuola, ciascuno secondo la propria esperienza, sia i docenti che anche i ragazzi. I ragazzi erano emozionati e molto attenti alle regole, li ho trovati veramente molto attenti. Hanno rispettato esattamente le indicazioni che sono state date, le circolari, sulle circolari, e quindi entrata, uscita, movimenti all'interno della scuola, è andato tutto molto bene. Il suo istituto, così come altri a Messina, ha programmato un calendario questa settimana che è un po' anche il banco di prova. Oggi non troviamo
tutta la scuola all'interno dell'istituto, si comincia con le prime classi. Perché questa scelta a scaglioni? Intanto oggi, per dare una giusta accoglienza alle classi prime, sono classi che si devono in qualche modo amalgamare, devono socializzare, i ragazzi si devono conoscere anche fra di loro e i docenti devono conoscerli, quindi tutto il consiglio di classe oggi era presente proprio per l'accoglienza. E nei prossimi giorni, compatibilmente anche con le aule, con la gestione delle aule, con i banchi a nostra disposizione, in questo momento abbiamo i banchi biposto e ovviamente abbiamo fatto dei turni e i ragazzi entreranno su 2 momenti diversi. Alle 8:11 ci sarà un primo turno, una sanificazione, poi dalle 11:30 alle 14:30 per il secondo turno. Questione aule, avete avuto particolari difficoltà, come vi state muovendo? Ci sono dei lavori in corso, qual è la prospettiva? I lavori dovrebbero iniziare, ho già appuntamento con la ditta per appunto stabilire l'inizio dei lavori, compatibilmente sempre con l'inizio della scuola. Isoleremo quella zona in cui verranno fatti i lavori, verranno appunto allestiti delle transenne e altro e cercheremo appunto di fare l'uno e l'altro. Una donna di 40 anni di Agrigento ha denunciato dopo l'ennesima discussione il marito per maltrattamenti in famiglia. Il fatto è avvenuto negli scorsi giorni in un'abitazione del centro storico, quando dopo l'ennesima lite la donna sarebbe stata vittima di percosse da parte del coniuge. 2 donne incinte e il marito di una delle 2 sono state evacuate per esigenze sanitarie dalla nave Open Arms che si trova a circa 6 miglia dalla costa di Porto Empedocle. Alla vista delle motovedette, delle capitanerie di porto e della Guardia di Finanza, 10 migranti si sono gettati in mare tentando di raggiungere le vedette. Tutti i migranti sono stati recuperati e ricondotti sulla nave. Le 2 donne, dopo il trasbordo e un primo trasferimento alla tensostruttura di Porto Empedocle, sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento per accertamenti sanitari. Sulla Open Arms ci sono 275 persone. I poliziotti della stradale, diretti dal comandante Andrea Giuseppe Monreale, accendono i riflettori sulla prevenzione. Per sabato prossimo in programma una manifestazione a Villa Bonfiglio per ricordare le vittime della strada. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via la campagna congiunta di sicurezza stradale promossa da Rodpol, European Road Polizia, a livello europeo. L'iniziativa viene svolta con il supporto della Commissione europea nel quadro della settimana europea della mobilità che va dal 16 oggi al 22 settembre 2020, che ha lo scopo di ottenere a livello europeo una giornata, quella appunto del 16 settembre, a 0 vittime sulla strada. Tra gli effetti collaterali e gli scopi della campagna, quello di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e di incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento, quello di richiamare l'attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all'obiettivo europeo, di ridurre del 50% del numero delle vittime sulla strada, dimostrare che con un ampio sostegno da parte della collettività si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee. Anche la Polizia Stradale di Agrigento aderisce all'iniziativa. Da un lato predispone lungo le principali direttrici di traffico della provincia servizi mirati al contrasto alle principali cause di incidente stradale, dall'altro con attività di sensibilizzazione sulla strada che nelle scuole, anche con la distribuzione di un pieghevole realizzato per l'iniziativa in oggetto. Domenica mattina a Villa Bonfiglio un appuntamento in tal senso. Prende al via oggi la campagna europea promossa dal network europeo delle polizie stradali Rodpol, appunto la campagna Safety Days, che va in occasione della settimana europea della mobilità, che va dal 16 al 22 settembre 2020. In particolare oggi è la giornata dedicata a 0 vittime sulla strada, questo ambizioso progetto del network europeo Rodpol.
In tutta la settimana dal 16 al 22 saranno promosse in tutta Europa dei mirati servizi da parte delle polizie stradali per il contrasto di quelle che sono le principali cause di incidente stradale. Quindi da oggi fino al 22 ci saranno mirati servizi di telelaser nella provincia di Agrigento, quindi per il contrasto a quella che è una delle principali cause, l'eccesso di velocità. Mirati servizi saranno anche promossi per il contrasto alla distrazione, in particolare all'uso degli smartphone alla guida, che è diventata purtroppo la principale causa di incidente stradale. A tal proposito RODPOL nel contempo della campagna Safety Days si sta proponendo anche un'altra campagna, che è quella Focus on the Road, e dal nome si capisce che è proprio l'attenzione alla strada, quindi le distrazioni che purtroppo anche in provincia di Agrigento sono diventate ormai la principale causa di incidente stradale. Oltre a questo, particolare attenzione sarà data anche all'uso della cintura di sicurezza e ai sistemi di ritenuta per bambini e anche all'uso del casco da parte dei conducenti dei veicoli a due ruote. L'obiettivo europeo è quello di ridurre del 50% gli incendi stradali in ambito europeo entro il 2030. È un ambizioso progetto, ma col contributo di tutti possiamo ottenerlo. Oltre a questi mirati servizi, infatti, parte una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, rivolta ai cittadini. I cittadini nel sito europeo rodpolsafetydays.eu possono, schiacciando il tasto pledge, impegnarsi ad aderire a questa importante iniziativa. Un quadro sulla situazione nostra agrigentina, che solitamente nei fine settimana tende a essere sempre al massimo livello. Il vostro controllo qual è, comandante? Anche in provincia di Agrigento, insomma, i dati confermano un po' quelli nazionali. Devo dire che quest'anno, grazie anche al lockdown, c'è stato un notevole calo degli incidenti stradali gravi soprattutto, però non dobbiamo abbassare l'allerta e l'attenzione, perché la disattenzione purtroppo alla guida sta in queste ultime settimane iniziando a causare nuovamente incidenti stradali anche in provincia di Agrigento. Domenica una importante manifestazione che si svolgerà qui sulle vittime della strada, dove parteciperete anche voi? Sì, assolutamente, sarò presente anche io. È un'importante iniziativa e mi fa piacere che sia inserita nell'ambito della settimana europea della mobilità. Appunto, questo invito tutti i cittadini a non abbassare la guardia. Purtroppo nella fascia di età giovanile in Italia e anche in provincia di Agrigento la principale causa di morte rimane quella degli incidenti stradali. Mafia ha permesso premio dopo 20 anni per il mandante dell'omicidio del giudice Livatino. C'è il servizio. Uno dei mandanti dell'omicidio di Rosario Livatino, Giuseppe Montanti, di 64 anni, ha usufruito di un permesso premio della durata di 9 ore. Il destino ha così voluto. Ha voluto che Montanti ne usufruisse proprio nella settimana delle commemorazioni per il giudice Livatino, ucciso per mano mafiosa il 21 settembre del 1990. L'ergastolano, arrestato in seguito a un periodo di latitanza ad Acapulco in Messico e condannato nel 1999 dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, è stato detenuto per 20 anni in regime di carcere duro e ha ottenuto il permesso dalla magistratura di sorveglianza di Padova anche grazie alla sentenza della consulta di qualche mese fa sui reati ostativi ai permessi. Durante le 9 ore premiali ha ricevuto telefonate, incontrato familiari e amici per poi far rientro in carcere. In cella da 20 anni non aveva mai più incontrato i familiari che vivono in Messico e in Germania. Da febbraio 2019 si legge nella relazione allegata al provvedimento che giustifica la decisione che, apprendiamo da Repubblica, Montanti partecipa a incontri con gli studenti in istituto nell'ambito del progetto Scuola Carcere. Nell'anno scolastico 2010-2011 ha frequentato solo il primo anno di ragioneria, alla quale ha rinunciato. Nel 2013 ha ripetuto la scuola media inferiore e fino a giugno 2015 ha partecipato a 3 incontri settimanali. Da qualche anno partecipa con passione al laboratorio di cucito. Per questo impegno ha ricevuto un encomio a marzo 2015. Nella sua richiesta di permesso premio, Montanti ha scritto: le circostanze soggettive e oggettive del caso escludono una qualunque attualità di collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata, nonché il ripristino di tali collegamenti in assenza
di qualunque pericolo che possa ripristinarli, così da potersi affermare il vincolo imposto dal sodalizio criminale o la persistenza di detti legami e rapporti. Nel provvedimento però si richiamano alcune note, fra le quali quella del 29 gennaio del 2020 della prefettura di Padova, in cui si conclude con l'impossibilità di escludere la persistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata ed eversiva di Montanti. Il magistrato di sorveglianza di Padova ha anche chiesto parere alla questura di Agrigento, che ha messo nero su bianco il 27 gennaio del 2020 come l'organizzazione di Montanti, la stidda, sia sul piano organizzativo non del tutto disarticolata e tuttora operante nel territorio agrigentino. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre del 1990, poco dopo le 8:30 del mattino. Il giudice, che il 3 ottobre successivo avrebbe compiuto appena 38 anni, a bordo della sua Ford Fiesta di colore rosso, stava andando da Canicattì, dove abitava, al tribunale di Agrigento. Un comando mafioso su un'auto e una motocicletta gli sparò, ferendolo alla spalla e freddandolo poco dopo in un campo dove il magistrato aveva tentato la fuga. Il delitto fu inquadrato nel contesto di una guerra di mafia tra Cosa Nostra e la Stidda di Agrigento, ma inchieste giornalistiche più recenti hanno ipotizzato un ruolo dell''ndrangheta. In questi giorni il magistrato, di cui è in corso il processo di beatificazione avviato nel settembre del 2011, viene ricordato con una serie di iniziative. A commentare la notizia Enzo Gallo, cugino del giudice ucciso, che dice: Montanti, dopo 20 anni passati in carcere con un comportamento pare esemplare, può godere di questo premio. Lo prevede la legge, quindi è un suo diritto. Per dirla come la vittima dura l'ex ed l'ex, però aggiunge: è forse un segnale che di questa concessione di beneficio si stia avendo notizia solo oggi, a meno di una settimana dal trentennale del vile e barbaro omicidio mafioso di un valido servitore dello Stato, nonché unico figlio degli anziani genitori. Doppia udienza con requisitoria da una parte e semplice rinvio dall'altra fra Corte d'Appello e Tribunale di Agrigento del processo scaturito dall'inchiesta Duty Free, che ipotizza un giro di tangenti all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in cambio di favori e annullamenti di sanzioni tributarie. Nel troncone processuale di appello, che scaturisce dallo stralcio del rito abbreviato, in realtà non si contesta alcun episodio di corruzione. Questo perché in primo grado il 28 novembre 2017 il GUP di Agrigento Giuseppe Miceli aveva deciso 8 assoluzioni e 3 condanne, ma solo per l'accusa d'abuso d'ufficio, tutti scagionati invece dalle imputazioni più gravi di corruzione. L'unico episodio in discussione davanti alla Corte d'Appello riguarda un'ipotesi di abuso d'ufficio per la quale in primo grado sono stati condannati l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento Pietro Pasquale Leto, 1 anno e 4 mesi, l'imprenditrice Maria Lombardo, 54 anni e 8 mesi, il funzionario dell'Agenzia Antonino Migliaccio, 8 mesi. La condanna per abuso d'ufficio scaturisce dalla circostanza che Lombardo, titolare di un'attività di noleggio di auto a Lampedusa, avrebbe beneficiato di un legittimo annullamento di una sanzione tributaria di oltre 200.000 euro. Il sostituto procuratore generale ieri mattina ha chiesto la conferma delle 3 condanne. Il 14 dicembre gli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pedlica illustreranno le rispettive conclusioni. E se ad Agrigento impazza la campagna elettorale con la carica dei candidati aspiranti consiglieri, fa notizia la scelta di un veterano che ha scelto di non voler tornare a sedere tra i banchi di Aula Sollano. È Gerlando Gibilaro, ascoltiamolo. Nonostante la sua esperienza politica al Consiglio Comunale di Agrigento per 3 elezioni, il consigliere comunale Gerlando Gibilaro ha deciso di non candidarsi alle elezioni del prossimo 4 ottobre. Gerlando Gibilaro ha anche svolto il compito di assessore nella giunta Zambuto, ha ottenuto il massimo consenso alle ultime elezioni comunali, recentemente ha anche aderito al partito della Meloni. Gibilaro con l'occasione fa il suo in bocca al lupo a tutti i candidati a Consiglio Comunale e a quelli del sindaco di Agrigento. Ma io l'esperienza l'ho sempre messa a disposizione della città di Agrigento e degli agrigentini. Purtroppo ad Agrigento chi è figlio del popolo deve scontare la condanna di chi vince. Quindi, non essendo figlio delle segreterie politiche, è chiaro che un Gibilaro ha dato fastidio in questi anni, non al popolo, possibilmente a chi gestisce la politica ad Agrigento.
L'ultima esperienza della mia campagna elettorale nel 2015, come primo degli eletto nella proclamazione, alla fine io sono stato congelato nelle cariche istituzionali e quant'altro. Non mi sono candidato per il semplice motivo, innanzitutto perché non ho condiviso quello che il centrodestra ha fatto, perché quando il centrodestra propone 3 candidati agli agrigentini, alla città di Agrigento, dimostra o un'immaturità politica o evidentemente giochi di egoismo politico hanno portato alla frantumazione del centrodestra. Se il centrodestra ad Agrigento aveva la capacità di individuare un candidato sindaco, sono convinto che avrebbe vinto al primo turno. Purtroppo così non è stato. Saranno gli agrigentini a decidere da chi saranno governati e poi bisogna lasciare spazio ai giovani, alle nuove generazioni. Noi ad Agrigento negli ultimi 30 anni abbiamo avuto e siamo stati governati sempre dagli stessi deputati, dagli stessi onorevoli. Io nel mio piccolo lascio spazio ai giovani e sono felice e contento se chi si affaccia per la prima volta alla politica può essere eletto e dare un contributo a questa amata città. Lei diceva che questa è una campagna elettorale diversa dalle altre, perché? È una campagna elettorale diversa perché per la prima volta ci sono dei candidati a sindaco che sono una campagna elettorale caratterizzante, ci sono 3 candidati a sindaco che sono forti, mi riferisco all'uscente Piretto, mi riferisco a Marco Zambuto, nonché al dottore Miccichè. C'è la Carlisi, la Galvano e la Catalano, ecco. Sono convinto che nessuno di questi vincerà al primo turno perché con questi candidati evidentemente non solo i partiti politici hanno disorientato gli agrigentini, che l'asse nazionale sono il PD e il centrodestra, quindi qua ad Agrigento abbiamo varie anime del centrodestra e quindi sono fermamente convinto che nessuno vincerà al primo turno e tantissime di queste liste non arriveranno neanche al 5%. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Edilizia, il falso boom di occupati per avere la cassa integrazione. I dettagli nel servizio. L'anomalia è di quelle che saltano all'occhio, perché in un settore come le costruzioni, che da anni protestano per la crisi, il trimestre più duro degli ultimi decenni è stato invece quello della rinascita. 16.000 posti di lavoro creati dal nulla, proprio mentre tutto il paese si fermava, mentre la Sicilia perdeva a causa lockdown 92.000 occupati in tutti gli altri settori. Troppo per non destare sospetto, così secondo la CGIL l'aumento dei lavoratori impiegati in edilizia fra aprile e giugno 2020, fotografato dall'Istat nel bollettino diffuso alla fine della settimana scorsa, può essere letto soltanto come un'autodenuncia, l'emersione di migliaia di posti di lavoro in nero. Tanto evidente che persino l'ANCE, l'associazione dei costruttori, ammette che la tesi non è peregrina. Tutte le misure varate a livello nazionale, scandisce il presidente dell'associazione a Palermo, Massimiliano Miconi, hanno prodotto un allettante meccanismo. Chi non segnalava i propri dipendenti potrebbe averlo fatto in questi mesi pur di accedere ai benefici, anche perché il settore non segnala aumenti in termini di massa contributiva. Spiega il segretario generale della CGIL Sicilia Alfo Mannino, la crescita è apparente e dovuto non a un reale aumento degli occupati, ma all'emersione del lavoro nero ai fini dell'ottenimento della cassa integrazione. Anche perché gli occupati in senso reale, cioè coloro che materialmente vanno in cantiere e dunque versano contributi previdenziali, sono invece diminuiti. C'è da chiedersi, prosegue Mannino, cosa accadrà quando la cassa finirà? La risposta è scontata, ci sarà un crollo verticale degli occupati, anche perché il resto dell'economia ha visto un tracollo. Bisogna sperare, gli fa da sponda Miconi, che quel lavoro rimanga in bianco, cioè che gli imprenditori furbi e scorretti che hanno cercato di accedere a misure di sostegno non ritornino al nero. Da parte nostra possiamo dire che ci sono tutti gli sforzi per isolare chi fa così. E in Sicilia, nonostante i ritardi iniziali della regione, l'INPS ha versato gli assegni della cassa integrazione a una platea enorme. Nel momento più grave della crisi gli ammortizzatori sociali raggiungevano infatti circa 240.000 persone. Dal picco però adesso si è scesi a dati molto più bassi. In questo momento, assicura Mannino, i cassaintegrati sono circa 65.000.
È l'impegno che avevamo assunto con i siciliani e che stiamo mantenendo puntualmente. Non abbiamo perso tempo, la procedura è complicata ma l'abbiamo affrontata e l'abbiamo portata avanti. I primi bandi partono, già prevediamo quasi 300 milioni di euro per 5 settori in particolare e gli altri bandi sono in fase di elaborazione per altre risorse finanziarie. Crediamo che mettere liquidità nel sistema economico e produttivo siciliano sia oggi l'unico strumento necessario per consentire al mondo del lavoro e della produzione di tornare a respirare. Dovremo affrontare altri mesi difficili con il Covid-19, stiamo programmando altre risorse, speriamo di uscire presto da questo incubo per poter tornare alla normalità. Noi ci siamo e ci siamo con tutti gli assessorati impegnati e con una burocrazia che in questa fase ha mostrato di essere particolarmente attenta. Abbiamo sentito l'assessore Razza, sui casi in aumento c'è all'orizzonte la possibilità di nuove misure restrittive? Come sapete, le misure restrittive in materia di prevenzione non le decide la politica. Le decide la logica dei contagi, quindi i numeri inesorabilmente. Maggiore è la prudenza, maggiore è la prevenzione, maggiore è la cautela e minore è il danno che può derivare dalla epidemia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel prossimo autunno e inverno avremo più morti in un contesto assolutamente globale. Noi speriamo di poter mantenere in Sicilia i livelli bassi che abbiamo registrato nei mesi scorsi e di questo devo essere grato alla comunità siciliana. C'è stato qualche momento di relax, ma sono convinto che con l'arrivo dell'autunno torneremo ognuno presente alla propria responsabilità, perché bastano piccole misure, piccoli accorgimenti per evitare il dilagare dell'epidemia. È morta ieri donna Costanza, l'ultima nipote discendente di Ignazio e Franca Florio, aveva 70 anni. L'impegno della sua vita è stato quello di custodire e tramandare la memoria dei suoi genitori, i cui nomi oggi sono ricordati nel Giardino dei Giusti in Israele per aver dato rifugio nel loro palazzo a moltissimi ebrei romani durante le persecuzioni razziali del 1943. Vediamo una sua intervista di qualche anno fa. La Sicilia di oggi è decisamente diversa rispetto alla Sicilia dei suoi avi? Effettivamente sì, molto diversa, purtroppo. All'epoca dei miei nonni la Sicilia era la capitale europea, non c'era persona che non venisse in Sicilia ad ammirare le bellezze che noi ci abbiamo, dalla montagna al mare, alla storia, ai monumenti. Noi abbiamo tutto e purtroppo oggi questo tutto non viene valorizzato e me ne dispiace moltissimo. Cosa prova quando vede qualcosa del patrimonio importante, culturale che hanno lasciato i suoi avi che va perso? Parlo per esempio delle varie tonnare, di tutti quegli eventi che una volta ai tempi di Florio erano in auge. Beh, non solo per tutto ciò che rappresenta Florio e che va in malora, diciamo, mi sento male per qualsiasi bel monumento siciliano, bel palazzo siciliano che va in disuso, che finisce rudere, che finisce abbandonato, ma purtroppo oggi le istituzioni non ci aiutano più, non aiutano a mantenere questi palazzi. Devo dire e devo ringraziare invece moltissimo per la conservazione della tonnara Florio a Favignana, che ne hanno fatto un polo turistico e di insegnamento su quello che è stata questa tonnara, perciò lì devo solamente che ringraziare. Per il resto, beh, effettivamente troppe belle cose palermitane, siciliane stanno andando in malora, anche se la parola non è molto bella, ma questa è la realtà, sì. Cosa direbbe suo nonno oggi vedendo dove va la Sicilia? Si girerebbe dall'altra parte
e non guarderebbe, perché veramente la Sicilia in questo minuto non è più la capitale europea come era una volta. È un grosso dispiacere per me vedere le copertine dei giornali che rappresentano la Sicilia con la Sicilia e la coppola, la Sicilia e la lupara o la Sicilia e gli spaghetti. Noi non siamo questo. Noi siamo un popolo veramente baciato da Dio, la nostra terra c'ha tutto e nell'associazione che ho fondato anni fa, la Sicilia De Florio, noi facciamo venire gli stranieri ma anche gli italiani a conoscere la Sicilia veramente, che non è quella rappresentata dalla mafia, dal brigantaggio e dalla paura. Noi siamo un'isola luminosa, aperta, i siciliani sono meravigliosi nella loro accoglienza con gli stranieri, la Sicilia merita di essere vissuta, perciò qui faccio proprio un appello perché venga il turismo, perché la gente deve venire a conoscerci prima di giudicarci. Poi casomai può tirare le somme, ma le somme saranno sicuramente a favore di questa terra. 50 anni fa Mauro De Mauro, cronista di punto di vicende legate alla mafia, di origine pugliesi, a Palermo da più di 20 anni e da 11 lavorava in un giornale della sera, L'Ora, scomparve, nulla si sa e tanto si presuppone, così da diventare un caso, anche per depistaggi che fecero calare una fitta coltre di nubi sulla vicenda, tanto da oscurare totalmente la verità. Il caso del giornalista diventò anche oggetto di indagini di Boris Giuliano, il capo della squadra mobile, che sarebbe stato poi assassinato da Cosa Nostra 9 anni dopo la scomparsa di De Mauro. Inoltre il caso è stato oggetto di processi, ma chi era stato accusato perché considerato facente parte del gruppo mafioso che organizzò il rapimento, Totò Riina, fu assolto. Tutte queste ombre fecero pensare che non solo la mafia fu protagonista della scomparsa del giornalista, e a testimoniare ciò l'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Enrico Mattei e quella dei PM siciliani che hanno ricostruito come verosimile la pista che collega la scomparsa di De Mauro all'eliminazione dello storico presidente dell'ENI. La verità è stata massacrata da un massiccio e mirato depistaggio, scrissero i giudici nella motivazione della sentenza. Quindi ci rimane il ricordo di Mauro De Mauro, un cronista con il fiuto come pochi, e determinato, che lo portavano a sciogliere nodi ingarbugliati e a svelare fatti ben nascosti. Molto probabilmente per questo quei 3 uomini dentro la BMW blu scuro, quel 16 settembre 1970, fecero sparire il giornalista, lasciando una scia di fumo che fino ad oggi non si è diradata. Ecco cosa ci resta della tragica fine di Mauro De Mauro, un mistero palermitano lungo 50 anni, legato a fatti di mafia e non solo. Questa vicenda è annoverata tra i grandi misteri italiani, in particolare siciliani, ma questo non ci deve far scordare gli insegnamenti che ci lascia il giornalista De Mauro. Non mollava mai la preda per arrivare alla verità, quella che avrebbe dato fastidio alla criminalità, ma magari non solo a questa. Non resta che richiedere con gran forza e perseveranza, come quella messa in campo sempre dal giornalista scomparso, la verità. Ex studenti dell'Università di Messina nel team della progettazione della Maserati. Vediamo. Roberta Palastro e Antonio Frazzica, 2 giovani ingegneri ed ex studenti del Dipartimento di Ingegneria Unime, hanno fatto parte del team di progettazione della nuovissima Maserati Corse 2020. Definita la nuova supercar italiana, la vettura sportiva è stata presentata in pompa magna nei giorni scorsi a Modena, dopo uno sviluppo di ben 24 mesi presso il Maserati Innovation Lab. Gli ingegneri Palastro e Frazzica hanno fatto parte di una squadra che ha visto coinvolti alcuni fra i migliori tecnici specializzati, designer e ingegneri. Punto di forza del progetto è il sistema Virtual Vehicle Dynamics Development, che include l'utilizzo di un simulatore dinamico tra i più avanzati al mondo. Sviluppato direttamente all'interno di Maserati Innovation Lab, è basato su un modello matematico complesso chiamato Virtual Car, che ha permesso di effettuare il 97% dei test dinamici, ottimizzando le tempistiche di lavoro. Successivamente l'affinamento dell'automobile è stato completato secondo la tradizione Maserati, con sessioni di guida sia in pista che su strada, nelle più diverse condizioni di utilizzo. MC20 sostituisce le Gran Turismo fino ad ora realizzate nello storico stabilimento di via Ciro Menotti e proietta la casa automobilistica
in quella che, in fase di presentazione, è stata denominata una nuova era. Per vedere su strada la nuova Maserati MC20 si dovrà attendere il 2021. MC20, ha commentato Roberta Palastro, rappresenta il nuovo modello concepito da Maserati come punta di diamante della gamma. Nel progetto di MC20, nello specifico, mi sono occupata dello sviluppo di cerchi e pneumatici, dal concept alla messa in pista. All'Università di Messina, in particolare, al Dipartimento di Ingegneria, devo la maggior parte delle soddisfazioni raggiunte al termine degli studi. Nel progetto Maserati Corse 2020, aggiunto Antonio Frazzica, ho fatto parte del team Driving Simulation ed ho collaborato alla progettazione sospensioni, gomme, sterzo, supporto motore, in ottica performance veicolo. Si tratta della prima vettura in Maserati sviluppata con l'ausilio del simulatore di guida. Unime mi ha trasmesso il metodo di approccio e risoluzione problemi. Le competenze tecniche non saranno mai sufficienti per la ricerca della perfezione, ma sarò sempre molto contento del mio cammino universitario e vorrei dire agli studenti e futuri colleghi di impegnarsi ed essere perseveranti per raggiungere i propri sogni. Prosegue la preparazione della Fortitudo Moncada Agrigento. I biancazzurri si sono ritrovati al Pala Moncada e hanno proseguito l'allenamento nella spiaggia di Maddaluse. Insieme ai biancazzurri anche alcuni giocatori che si sono momentaneamente aggregati e svolgeranno preparazione agli ordini dello staff tecnico di coach Michele Catalani. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.